Benvenuti, ci troviamo oggi nella sede ENAIP Veneto di Verona. La scuola di formazione professionale ENAIP Veneto offre ai ragazzi che hanno conseguito la licenza media percorsi professionalizzanti mirati ad un inserimento rapido ma altrettanto qualificato e mirato nel mercato del lavoro. I percorsi sono finanziati dalla Regione del Veneto e dal Fondo Sociale Europeo e permettono ai ragazzi il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello europeo e nazionale naturalmente. Caratteristica comune di questi percorsi è da un lato la compresenza di un'area culturale trasversale accompagnata ad una formazione tecnico-specialistica che viene per lo più realizzata in ambito laboratoriale, che è specifica di ciascun settore. Ad ENAIP Verona sono presenti 3 indirizzi di formazione professionale che sono frutto della sinergia del lavoro degli operatori di ENAIP con le aziende del territorio. Qual è l'obiettivo? È quello di cercare di creare delle professionalità innovative e all'avanguardia rispondenti a quelle che sono le necessità del mondo del lavoro. Quindi cosa c'è di meglio di un dialogo con le aziende? Ed eccoci con l'operatore elettrico domotico che sostituisce la vecchia figura di elettricista, quindi non è più la persona che fa le tracce nei muri e tira cavi, ma collabora con l'informatica e quindi realizza in modo intelligente impianti elettrici con videosorveglianza per cercare appunto di rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze del mercato. Una figura quindi innovativa, un percorso triennale che dopo i 3 anni, previo conseguimento di un esame di qualifica in cui si raggiunge come titolo di studio operatore, si passa poi ad un 4º anno di tecnico elettrico con il diploma professionale. Altro indirizzo presente alla Scuola di Formazione Professionale di Verona è l'operatore turistico, in grado di accogliere clienti, operazioni di check-in e check-out, figura professionale che si può inserire nelle fiere, strutture ricettive, aeroporti e in tutte quelle strutture che possono organizzare eventi di promozione del territorio. L'operatore informatico impara a utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione delle informazioni utilizzando il PC, il tablet e lo smartphone e installando quelle applicazioni di supporto per le proprie attività lavorative. Durante il triennio acquisisce tutte quelle competenze e conoscenze necessarie per gestire le manutenzioni delle apparecchiature informatiche di un'azienda, ma non solo dei personal computer ma anche degli apparati di rete, delle stampanti multifunzione e impara anche a gestire i database in SQL e altri linguaggi. Al 4º anno si consegue il diploma professionale di tecnico informatico. Questa figura, oltre ad avere le conoscenze acquisite durante il triennio, impara ad assumere la responsabilità della gestione del lavoro, coordina le risorse umane e strumentali, gestisce la produzione, gli approvvigionamenti e tutte le procedure di qualità aziendali. Inoltre il 4º anno viene svolto in alternanza scuola-lavoro e questo significa che la maggior parte delle ore di formazione vengono svolte in azienda lavorando e quindi lo studente al termine del percorso consegue il titolo di studio e fa un'importante esperienza lavorativa presso un'azienda del settore.